Allora, Giuseppe Di Girolamo, vediamo un po' il punto della situazione. Tanto non siete sereni. Assolutamente non siamo sereni, anzi ci hanno anche ravvivato un po' le feste natalizie, visto che abbiamo dovuto scendere in piazza, andare in prefettura, perché noi avevamo dato ormai per acquisito alcuni dati, come quello della piena rivalutazione delle pensioni dopo 8 anni di... Ma ne avevamo parlato anche, tra l'altro. Sì, avevamo accennato nell'ultima trasmissione, infatti, proprio a questo dato di novità, insomma, che dopo 8 anni si tornava alla piena rivalutazione delle pensioni. In base a quello che era stato detto, proprio per riprendere un po' il filo del discorso, quei numeri di cui avevamo parlato, per carità, poca cosa, 8 euro da una parte, cancelliamo? Questo mese i pensionati se li sono trovati. Questo mese se li sono trovati, quindi fanno i conti con quella cosa. E facilmente anche il mese prossimo, credo. Okay, il problema è che poi dovranno restituirli. Dovranno restituirli? Sì, perché credo che sia questo poi, perché nel momento che il decreto attuativo entrerà in vigore, l'INPS dovrà rifare i conti rispetto all'inflazione. Con effetto retroattivo. Con effetto retroattivo, pensiamo. Questa è una bruttissima notizia. Staremo a vedere, questo farà arrabbiare ulteriormente i nostri pensionati, insomma. Però ecco, diciamo che l'operazione vera è che qual è? Che anche questa volta questo governo, nonostante dice di essere il governo del cambiamento, eccetera, eccetera, ha messo di nuovo le mani in tasca ai pensionati. E questo, come dire, è un fatto che al di là dei soldi, che comunque vedremo sono tanti, perché mettiamo la prima slide intanto, perché comunque i soldi non sono pochi al di là di quello che si pensa. No, mettiamo la seconda, quella successiva, la seconda. Quindi questo è il tema che andiamo, eccola. Esatto, eccola qui. Se noi vediamo, i soldi non sono pochi perché toglie dalle tasche dei pensionati italiani qualcosa come oltre 3 miliardi di euro, che sono praticamente quasi i soldi che servono per fare un altro tipo di operazione che poi andremo a vedere. Quindi, come dire, si mette in una tasca, ma si toglie dallo stesso pantalone, diciamo, quindi non si va in cerca di altre tasche, certo, in altri pantaloni, insomma. E questo è il primo aspetto. E questa operazione colpisce soprattutto, come dire, il nord, perché se vediamo come Veneto, i pensionati veneti che percepiscono una pensione oltre i 1.500 euro sono moltissime, sono oltre 400.000, e quindi i soldi che verranno tirati via sono parecchi soldi. Ecco, chi è che ci rimetterà di più in modo particolare? Ci rimetterà di più il lavoratore che ha avuto una vita contributiva regolare, quindi lavoratori, dipendenti, impiegati, sono queste le persone che ci rimetteranno di più. Ecco, ed è anche un fatto, come dire, fastidioso, perché sono le persone che maggiormente hanno contribuito alla ricchezza di questo Paese e di cui non si tiene conto, insomma, no? Si fa passare per privilegiate persone che hanno lavorato duramente una vita, che si sono costruiti, come dire, un futuro, hanno cercato di costruirsi un futuro sereno e invece poi si accorgono che non è così. Ed è questo il fatto particolarmente fastidioso, insomma, di questa manovra, che fa incavolare giustamente i pensionati, cioè si fa passare da anni a questa parte, quindi anche questo governo non diversamente dagli altri, che i pensionati sono una categoria privilegiata, mentre invece sappiamo che non è affatto così. Sì, ecco, perché, come dire, diciamo, come abbiamo detto, intanto alcuni dati. Ecco, i dati sono che questa manovra colpisce oltre 400.000 pensionati veneti, quindi non è un'operazione, come dire, così piccola che riguarda poche persone, sono ben 400.000 persone pensionati nel Veneto che percepiscono una pensione che è superiore ai 1.500 euro. Attenzione, anche qui, quando parliamo di 1.500 euro si pensa chissà a quale pensione, insomma sono 1.200 euro netti mediamente, quindi se un pensionato che paga un affitto, che paga le bollette che sappiamo nonostante il calo del petrolio e quella continuano ad aumentare, alla fine resta con ben poca cosa. Ricordava prima Elena appunto che
noi abbiamo in Veneto tantissimi pensionati che fanno fatica a arrivare a fine Anche perché mese. il costo della vita comunque qui è abbastanza elevato. Esatto, quindi come possiamo vedere dalla slide che c'è attualmente. Commentiamola un attimo insieme. Ecco, quindi se vediamo le fasce di reddito superiori a 1.500, che ripeto sono lordi, quindi parliamo di pensione a 1.200 euro, c'è una perdita totale annua di circa 200.000 euro, che non sono poca cosa, e man mano che andiamo su diventano 400, poi 900, 2 milioni, fino ad arrivare a qualcosa come 16 milioni di euro. Cioè sostanzialmente i pensionati veneti contribuiranno a questa manovra per circa 16 milioni di euro, che non sono pochi soldi. Sono nocciolini, quindi non è, come dire, credo che ci sia un problema di potere d'acquisto che ormai si pone in questo Paese. Noi da 9 anni a questa parte stiamo versando una ulteriore tassa, perché di questo bisogna parlare. Attenzione, perché qui non c'è uno stop alla rivalutazione per cui il pensionato può rifarsi con un rinnovo contrattuale o con qualche altra forma. Noi sappiamo che quando c'è uno stop alla rivalutazione, il danno, e sottolineo il danno, è permanente. Ecco, e tra l'altro voi avete fatto anche un ricorso importante che però è caduto nel nulla. Sì, purtroppo lì è stato quindi recuperato, non c'è neanche più margine. Solo lì non ci sono più margini, purtroppo da questo punto di vista. Però noi possiamo affermare questa cosa, che ci sono studi, insomma, col danno permanente, sottolineo danno permanente, che c'è ogni volta che c'è uno stop alla rivalutazione, un pensionato negli ultimi 8 anni ha perso qualcosa come una mensilità. Caspita. Cioè sostanzialmente è come se avesse perso un mese all'anno di pensione. Parliamo di 1.200 euro netti di perdita negli ultimi anni. Questa azione che è stata fatta, che vabbè, ha dato a inficiare tante speranze, insomma, che si erano riposte e tutto, secondo voi, questo forse più di politica generale, Elena Di Gregorio, da che cosa è stata motivata? Cioè ce l'hanno imposta dall'Europa, la necessità di ritornare a far tornare i conti? Di Gregorio, come volete voi? Ecco, io mi preme dire un'altra cosa prima di chiudere il ragionamento. È stato detto che noi ci siamo stati un po' equiparati all'avaro di Molière, no? Un'uscita molto infelice, insomma, diciamo, proprio perché noi pensionati sono anni che contribuiscono al risanamento di questo Paese. Tra l'altro c'è anche da dire che tutte le riforme pensionistiche che sono state fatte non sono state fatte per migliorare, come dire, il sistema pensionistico, sono state fatte per riversare soldi dalle pensioni al, come dire, al debito pubblico, al risanamento del debito pubblico. Questo va detto, ma c'è un'altra questione, e cioè che noi, a differenza di altri paesi europei, infatti vediamo l'altra slide, perché parla rispetto all'Europa, la situazione, eccolo qua. Ecco, come abbiamo detto, questa è la slide. Queste sono le conseguenze, praticamente. Dice che appunto come dire, fanno un danno permanente, e poi abbiamo quella successiva. Eccola qua. A differenza di altri paesi europei, le pensioni sono sottoposte al prelievo IRPEF. Esatto, sono nella stessa misura degli altri redditi da lavoro o da altre prestazioni. Quindi in Italia ben 55 miliardi di euro dei pensionati vanno nelle casse come ritenute fiscali. Ecco, quindi se c'è qualcuno qui, se il governo dovrebbe fare la pace fiscale, dovrebbe farla con i pensionati e con i lavoratori dipendenti, non con gli evasori, che appunto, cioè, si è fatto passare il condono fiscale come pace fiscale, premiando di fatto chi fino ad oggi ha fatto il furbetto. Adesso, al di là di qualche eccezione, di qualche caso che per carità c'è, voglio dire, nella piccola impresa, nel piccolo artigiano, indubbiamente non c'è stato qualche problema di pressione fiscale eccessiva, ma parliamoci chiaro, per la maggioranza si è trattata di premiare furbetti. Ecco, quindi se c'è con qualcuno che il governo dovrebbe fare la pace fiscale, questa pace fiscale dovrebbe farla in primis con noi, che paghiamo ogni anno 55 miliardi di euro allo Stato. Dicendo questa cosa, se ai pensionati non venissero al sistema pensioni
non fosse calcolato, non venissero calcolati questi 55 miliardi, anche l'Europa avrebbe un argomento in meno per dire che in Italia si pagano troppi soldi di pensioni. Chiaro. Allora torniamo su questo tema perché è interessante, perché poi abbiamo anche che cosa si sarebbe potuto fare, altre questioni, altri apporti da analizzare insieme, però abbiamo una pubblicità che incombe, quindi pochi secondi di pubblicità, poi siamo di nuovo con voi.